Ci siamo. Allora, accanto al frontispicio spesso si mettono delle indicazioni sulla veridicità o meno del libro. Sabatini ha scritto: i riferimenti ai nomi dei personaggi sono frutto della mia immaginazione. Non c'è nulla che rassomiglia a una persona reale che conosco o che ho vissuto. Ecco, io nonostante questo chiedo a Sabatini. Il personaggio di Olga, di questa bibliotecaria ultraprevidente che diventa un libro quasi una padrona di questa città che vive una grande cultura, eccetera, ha assomigliato a qualcuno o a più di una persona che tu hai conosciuto realmente? Ok, allora le domande non erano programmate, quindi verrà tutto in modo ispirato e abbandonato. Allora, Olga è un personaggio della mia fantasia, un personaggio della fantasia proprio perché non è possibile oggi ritrovare una persona che le somigli molto, perché Olga è una bibliotecaria di questa grossa biblioteca di Ida, come anche una giornalista. Quindi in effetti non potrebbe essere paragonata a nessuna modella, nessuna attrice, nessuna influencer dei giorni nostri, perché è appunto una donna colta ed è una donna che comunque conosce più di una lingua, una donna impegnata nella società, quindi il modello che ho usato per questo mio primo personaggio è appunto quello di una donna che è intellettuale ma è anche sbarazzina, sbadata, strana, stramba, quindi no, direi che non è un personaggio che si rispecchia in un personaggio reale. La seconda domanda viene però naturale, cioè a questo punto quanto c'è invece di Sabatina napolitana in questo personaggio? Visto che non è nessuno che l'ha conosciuto. Allora, sì, in effetti io ho risposto spesso a questa domanda dicendo quello che penso realmente è che i personaggi hanno tutti una parte di me, hanno un po' di me persa nelle loro anime, nelle loro vite, quindi Olga è una sfumatura di Sabatina, così come lo sono tutti gli altri personaggi. In effetti Olga potrebbe rappresentare quello che una donna realmente vuole essere nella società, realmente vuole essere con gli uomini, perché ogni donna è presa da immaginazioni, da permanenze, da dei disturbi che non sono veramente disturbi psichici, ma sono disturbi che definirei allucinazioni della fantasia. Quindi Olga è un personaggio che comunque rappresenta tutte le donne che sono intellettuali o che comunque hanno a che fare con tanta personalità che si distingue anche dalla letteratura vera e propria intesa nel senso classico ed è più vicina al giornalismo. In questo romanzo campeggia, diciamo, la biblioteca, questa grande biblioteca che era parte dei genitori e che lei si trova adesso a dirigere. È una biblioteca importantissima, forse anche molto grande per la città che rappresenta, però che è anche una sorta di centro culturale, si organizzano fiere letterari, incontri, festival, eccetera. I cittadini partecipano, chiedono quali autori ci saranno, chiedono le riviste letterarie, a proposito di utopia, no? Ti chiedo, qualche biblioteca in particolare, fisica, in Italia, all'estero, è stato un modello per te? Allora, grazie. Sì, in generale per quanto riguarda delle biblioteche io sono sempre stata molto affascinata dalle biblioteche, mi piace proprio l'ambiente che ha a che fare con i libri, il fascino che emana il libro, la carta, però in definitiva io sono stata alla biblioteca di Durham, che è in Scozia, e lì ho sentito per la prima volta la vera ispirazione di scrivere di una grossa biblioteca, perché la biblioteca di Durham, a parte che è patrimonio dell'umanità, però è veramente a scalinata nera in legno, è veramente molto molto fascinosa. Sì, in generale non entro nei dibattiti contemporanei che riguardano le biblioteche, il sistema bibliotecario, perché non me ne sono interessata ancora e se ne occupano altre persone che sono tecnici.
Il mio interesse era quello di narrare una storia che potesse essere accattivante e che quindi descrivesse come si può sentire una bibliotecaria con degli impiegati all'interno della biblioteca. E per fare questo sì, mi sono servita di questa ispirazione della biblioteca di Durham in Scozia, che ho visitato nel 2017. E a proposito di ispirazioni, io ti chiedo a questo punto, nella letteratura italiana o anche in quella straniera, c'è stato qualche libro, qualche racconto in particolare che è stato un po' un riferimento per te nel libro, qualcosa, una sorta di stella polare a cui da seguire, da guardare per scrivere questo libro? Allora, il libro è intessuto della letteratura delle biblioteche, perché il mio desiderio era quello di centrare proprio il tema delle biblioteche nella letteratura e di continuare come una tradizione. Quindi se si leggono nelle pagine ci sono i vari riferimenti ai libri che ho citato delle biblioteche. Ho anche parlato in un video di Arthur, di Gibalai e di altre persone scrittrici che hanno parlato di biblioteche e bibliotecari nella storia della letteratura. In generale, come molti già sanno, io mi riferisco sempre a Nabokov. Nabokov in Penin parla di un professore che in un certo qual modo entra a contatto con una biblioteca, anche se il tema della biblioteca in sé come tema principale, come motivo principale di un romanzo non era stato ancora caratterizzato. Io ho citato anche Borges, ho citato chiaramente Umberto Eco, però il riferimento insomma, che spesso mi piace fare è quello a Virginia Woolf, che non è italiana, però Virginia Woolf è molto vicina a quello che intendo o che si intendeva come flusso libero, sì, e che mi ha aiutato anche nella vera e propria tecnica del romanzo, nella stesura del romanzo. Però i riferimenti italiani alla narrativa italiana ne potrebbero essere diversi, ne sono molti, anche se ecco, io mi sento più vicina a questo tipo di letteratura in un certo modo che ha a che fare anche col mondo delle donne, perché Origami è intessuto del pensiero delle donne. Ci sono molte donne che girano intorno alla vita della bibliotecaria e ad ognuna di queste ha il desiderio di farcela, comunque di sopravvivere o comunque di combattere per qualcosa. Quindi in un certo modo la letteratura che parla delle donne, la letteratura femminista mi ha molto influenzata. Grazie Sabrina. Cinzia, se puoi continuare con le critiche. Allora, due precisazioni sui nomi che ha fatto lei, perché non ne avevi parlato. Allora, intanto la biblioteca di Babel di Borges è la tua biblioteca, la biblioteca che non esiste, è una biblioteca che non può esistere, è utopica, e Borges ne sogna e ne puntualizza nel suo libro la possibilità di esistere da un tragitto, perché questa biblioteca è impossibile un giorno esista, quindi è l'utopia pura. Per la Woolf, ecco, la Woolf ovviamente uno dei capisaldi è lo stream of consciousness, un flusso di coscienza, in qualche modo torna come libero, cioè io lo leggo e sento che c'è una certa libertà, diciamo, causale tra le varie parti del discorso. Però non c'è una cosa, perché è nemica dell'utopia, e infatti la Woolf non è stato un sostenitore dell'utopia. È il sottomettersi ai tempi della ragione, che poi è lo stream of consciousness. Cioè lei, Joyce, Faulkner hanno voluto scrivere non come sentivano, cioè no, ma come la ragione avrebbe trasmesso quel pensiero e quella sensazione. Tu questo non l'hai fatto perché hai voluto liberarti da questo schema che è molto interessante, perché se pensate che questo scuole di poetica, non so se sono stati liberi di scrivere, assolutamente no, non è il contrario. Loro che hanno avuto questa scrittura così complessa, così articolata, hanno fatto una specie di scheda per ogni pagina, cioè i Faulkner stavano più dalla prima pagina più hai il riferimento alla 400esima, quindi loro non sono liberi di scrivere come sembrerebbe. Loro scrivono grandissimi prodotti, però sottostando alle regole dinamiche del pensiero.
del pensiero che regola sentimenti e emozioni. Tu questo non l'hai fatto perché hai dovuto essere libera. Da loro hai preso questa libertà, non sintattica, perché questo tu non l'hai fatto, questa libertà di causa-effetto tra il verbo, il predicato, i complementi, il prima e il dopo. Un'altra cosa che non hai fatto, che invece loro hanno fatto, è diciamo, obliterare le voci narrate. Questo tu non lo fai perché hai un messaggio preciso da comunicare, quindi non è che quando tu leggi non sai chi parla, non sai chi scrive, non sai che momento è, come accade, insomma. Infine una cosa, allora tu, e questo è un messaggio della mia età, tu lo scrivi, diciamo, per donne da donna, nel senso che non esiste una scrittura che è maschile per femminile, non può esistere, non deve esistere, non può, perché la poesia non può, diciamo, organizzarsi in chiave di sesso, in chiave di conformazione, diciamo, di tradizionalità. La poesia non è né femminile né maschile, però viene gestita da una mente che è nel corpo femminile e nel corpo maschile, quindi ha un'attitudine di visione più femminile che maschile, però non è che donne, non è che parla di donne, è un romanzo che ha per protagonista una donna, ma il suo modo di vedere le cose non fa sì che interessi solo alle donne o interessi particolarmente perché è di donne. La poesia è universale, cioè Omero poteva essere anche, voglio dire, in tan sessuale, è sempre Omero. Cioè, se dove esiste una grande poesia, la presenza sessuale di sesso come genere, non di sesso di genere. Il tuo non è un romanzo di genere, parla di donna, quindi parla di sesso, ma non parla solamente a destinatari, donne o privilegiando. E questo non c'è, assolutamente. Bene, allora veniamo al nostro romanzo che abbiamo un po' trascurato, come critica non ne parlo. Allora, dopo quasi un secolo dopo, Thomas More, Campanella della Città del Sole, lo ricorderete, avete studiato la mitica della Città del Sole. Dunque, in Campanella però l'utopia è slittata verso il futuro. Tu, per tutto il libro, anche dovuto, questa scelta dovuta alla tua età e all'età dei protagonisti, ti sei tenuta incastrata tra il presente e il futuro. Campanella invece va nel futuro, perché la Città del Sole è la città dei bambini. Ma in tutti questi casi di utopia, io parlo da parte del lettore, c'è un piccolo difetto. Questo difetto è quando si parla delle persone, non è importante sia il messaggio compresso, quando parliamo con qualcuno dobbiamo contestualizzare quello che c'è, altrimenti persino un sì o un no potrebbero essere no. Dobbiamo collocarlo nel momento in cui si verifica. Tu che ami Umberto Eco, dobbiamo far sì che il contatto tra i due abbia una risoluzione. E la prima cosa che in genere il destinatario dei messaggi fa quando ascolta è capire di che parla adesso, dopo, cioè, mi piace il gelato, vuole che parli il gelatore, è piaciuto. Questa condizione a fare tu non lo solucionare. Non la vuole appositamente. È un piccolo difetto però sempre una mia, perché uno dei più grandi filosofi che siamo assistiti è Kant, Immanuel Kant, che pure si è preso del Settecento, è stato quindi addirittura tra gli illuministi, è stato amatissimo dai romantici che sono sì loro i grandi difensori del tempo dell'amore, della passione, dell'utopia, è stato molto amato dai romantici, anche se un po', anzi antelitera. Allora, lui è uno studioso di tante cose, non è quel caso anche perché non sono in grado di sintetizzare, però ed è studioso ovviamente della critica, perché i suoi opere famosi però era un uomo Carlo Seicento, a cui interessavano molto. Bene, Kant, con tutto che non Kant, non è riuscito a stabilire la differenza tra il presente e il futuro. E questo piccolo handicap, che un grandissimo filosofo e insegnante, forse uno dei più grandi interpreti kantiani, glielo rimprovera, parlo di Luigi Scaravelli, e che chiama il difetto di Seconda Petri, glielo rinfaccia, dice ma insomma non è possibile che tu hai scritto tanto
di tempo, io non so il passaggio tra il presente e il futuro. Questo difetto, secondo Petri, dunque Schiaparelli purtroppo è morto in maniera tragica all'inizio degli anni 50, mi sembra gli anni 50, però non aveva vissuto l'epoca di Sabatini e non aveva ancora capito che Kant c'era ragione, perché in effetti il passato, il presente e il futuro si realizza solamente quando tu l'hai vissuto. Quindi il futuro rimane a sé stante, è una cosa che non è vissuta, non c'è bisogno di dire che non è presente. Quindi Kant non aveva sbagliato, perché qual è il momento in cui il presente diventa futuro? Che ne so, cioè lo so solo quando l'ho vissuto e quindi quando è una cosa passata. La proposta di Sabatini è che io, grande di me, ho difficoltà appunto, come si sta detto, a inquadrare uno spazio di tempo che a volte sembrano pensieri antichi, a volte sono pensieri dei miei genitori, a volte sono pensieri dei miei figli, e che un pochino all'inizio mi hanno infastidito anche perché non è semplicissimo coniugare questo stile con la trama, che la trama si deve capire in un romanzo, non è per anche lunghissimo, devi capire, so che lo legge Fire, anche Joyce va compreso. Questo piccolo, diciamo, difetto io glielo perdono, perché se lo perdoniamo a Kant che ha superato lo possiamo fare. Quindi mi sembra il futuro che Olga esisterà, non lo so, esistita? No, questo no, perché il passato è passato. Se poi lei è diventata già un'utopia in atto o meno, questo non lo possiamo dire, non lo dice neanche. È in buona compagnia. Il povero Schiaparelli subendo la Sabatini, un grande filosofo. Bene, allora, la vicenda l'ha già spiegata lei, non voglio dire di più, c'è una sola cosa appunto di cui lei ha parlato, è il mondo, diciamo, onirico di questa donna. Lei in realtà più che allucinazioni sono diciamo alternanze di personalità che lei vive, quella è una sdoppiata, insomma adesso dire, parlando molto semplicemente, speriamo che Freud e Jung ci perdonino, lei è una persona spesso sdoppiata, cioè vive delle vite che si alternano e quindi quando lei subentra un'occasione che è vicina alla sua personalità, chiama quella personalità. Quando l'occasione cambia o diventa sprezzante, lei si rimuove dalla personalità. Non è che lo vicino a lei si studia, però non sono una psicanalista, quindi ti posso dire se è malata, però non ci interessa, lei si studia. Allora, un ultimo esempio per tornare alla grande letteratura, soprattutto per far capire nella quale famiglia letteraria si può confrontare questo libro. Io ricordo di aver letto sempre da ragazza e obbligatissima, perché facevo il panorama americana, un libro cerebrale, lo ricorderete tutti. Era 1984 di George Orwell. Ora, questo libro, scritto da Sandra Orwell, ha avuto una fortuna. Le persone a mia età lo conoscono anche veramente eccessiva per il suo contenuto, il suo messaggio, però è stato un libro che ha anticipato forse di secoli quello che si è venuto. Il libro di Orwell è un romanzo distopico, si chiamano così, cioè il contrario di quello utopico, nel senso che dice tutte le cose che non devono avvenire, che non sono avvenute e che se non stiamo attenti avverranno. Cioè se non ci portiamo in un certo modo finiremo come appunto nel romanzo di Orwell. E la sua città, la sua vita è governata da un grande problema. Parlo di un libro uscito dopo la seconda guerra mondiale. Le scienze umanistiche sono diventate una disgrazia, sono diventate disgrazia, cancellando tutto quanto non si elimina con i linee dominanti, cioè non c'è libertà, addirittura la scrittura a mano è proibita. Poesie, canzoni, romanzi sono realizzati automaticamente da complessi macchinari elettrodomestici detti versificatori. Pensate, ma forse ancora maggiormente interesse quando ci mi piace l'opera è Fahrenheit 451, pubblicato anche questo negli anni 50 dal grande Bradbury. Questo è un bel romanzo. Dal grande? Bradbury. Ah, ok. Questo è un bel romanzo. Un romanzo mi sembra che abbia dato anche origine al film, è stato molto, anche sì, è stato non così fortunato
tornato non così famoso proprio bello. Sino Origami, attività di letteratura, costruisce una sorta di strada maestra, come questi due esempi che io cerco differenti, per ripetere, per inserirti nella modernità, al contrario di Numa, di Campi e gli altri. Esiste un grado, un tracciato, il grado di orientare in maniera positiva e benefica l'esistenza dei cittadini. Questo in Fahrenheit è molto presente. Gli uomini e le donne a cui cioè non possono, non hanno una spinta negativa a possedere i libri, per contrastare questo reato hanno addirittura vigili del fuoco che li bruciano. Ora, questo bruciare i libri, coloro che intendono possederli, ed è la fuga e il nulla, è lo spinta di comprarli, è legato ad un episodio piuttosto triste, però non basta di parlare, del nostro tempo. Nel 69, quindi tanti anni fa, quindi appena 15 anni, a Praga si diede fuoco Jan Pavel. Questo giovane ceco aveva 21 anni e si voleva opporre al dominio comunista sovietico, e il quale girando l'Europa del Nord bruciava i libri. Bene, lui poveretto si è bruciato lui stesso. Ha detto che l'estrema risposta a questa mancanza di libertà, che era la distruzione dei libri, per lui concedeva la distruzione dei libri. E come così. Questo triste accenno lo dovevo fare, però è rimasto nella storia. Allora, come concludere questa carrellata su Itac? Itac è una sorta di città-stato. È una città dove la vita sembra facile, ma non è così, perché la vita facile è frutto di un impegno quotidiano e di una autodisciplina fortissima, che ha molto a che vedere, ad esempio, con la subversiva conscience di cui parlavo prima. La gente non fa quello che vuole, fa quello che vuole perché c'è chi ha fatto quello che doveva fare. Cioè loro, se la regola esiste, se si legge, se i libri sono stati stampati, diffusi, c'è chi ha fatto quello che doveva e forse chissà non voleva, è faticoso farlo, perché leggere non è sempre piacevole. Quanti libri hanno letto che non volevano leggere e che abbia avuto fatica a leggere? Quindi il mondo libero, la città del sole, l'isola dei non certi, Origami è un mondo bello dove c'è qualcuno che ha faticato molto, ha fatto quello che non voleva fare e ha fatto quello che doveva fare, mettendo da parte la propria volontà. Quindi raccogliamo i frutti di sacrifici di atti che ringraziamo, e se sarà una volta il nostro destino di compierli, penso che sia questa la strada. Grazie Medina. Grazie Cinzia, grazie di questa critica, di questo inquadramento sensibile, puntuale, che mi ha molto colpito. Io non avevo letto, non sapevo nulla di questo inquadramento, quindi veramente sono parole che mi hanno toccato l'anima. Aggiungerei una piccola parte del libro. La compagine militante della popolazione interveniva solo nel momento in cui c'era bisogno di una risposta da parte del popolo, e il fenomeno del populismo che abbracciava l'Europa non caratterizzava i cittadini di Itac, che avevano ideologie borghesi della classe media, progressiste e filantropiche, non edonistiche o superegotiche. Itac era un modello culturale avanzato perché aveva ereditato lo sviluppo dalle rivoluzioni borghesi e aveva ereditato la forma di una nuova classe estesa a una società di intenti congiunti tra intellettuali e popolo. La classe media, in questo senso, proponeva la cultura come potere reale della critica politica, e il divario tra l'élite e il proletariato non era così profondo come nel resto del mondo. C'è chi è morto per questo, capisci? Cioè, ci sono state rivoluzioni e purtroppo ce ne sono ancora in cui la gente muore per far sì che si possa vivere in qualche posto come si vive. Grazie Cinzia di aver colto il senso
politico anche nel messaggio che è all'interno del romanzo. Non so se qualcuno ha delle domande, io sarei disposta anche a rispondere, sarebbe bello che ci fossero delle domande. Posso? Sì. Mi sentite, penso, tanto con la voce che ho. Sì. Ma siccome, come è stato sottolineato da Cinzia, ma anche da lei come autrice, il romanzo è denso di femminilità, anche se non è un romanzo che si rivolge esclusivamente al pubblico femminile. Però c'è una funzione, immagino, anche un pochino di incoraggiamento nei confronti dell'universo femminile per affermarsi a livello identitario. Ora, io non ho letto l'opera, sicuramente però lo farò perché mi incuriosisce, però le volevo chiedere se c'era effettivamente la voglia anche di dare una spinta, di lanciare magari un segnale di incoraggiamento, magari a tutto l'universo femminile, alle donne che oggi ancora magari in determinate situazioni, in determinati frangenti della quotidianità sono costrette a scomitare per affermarsi, per affermare la propria identità. Magari nel romanzo, ecco, c'è la voglia di lanciare un incoraggiamento di questo tipo? Sì, assolutamente, c'è anche un incoraggiamento all'incidere all'interno della società da parte delle donne, perché tutte le donne che sono all'interno del romanzo in un certo modo sono impegnate nella vita sociale. Si parla anche di malattia, ci sono anche altri tasti che vengono toccati all'interno della narrazione, altre corde, quindi sì, l'universo femminile è sottolineato, però come ha detto Cinzia anche la psicologia maschile è toccata, perché non dicendo molto della trama, ma c'è un suicidio, ci sono vari episodi che caratterizzano. Sì, e anche la vita dei protagonisti è una vita di coppia, quindi le psicologie vengono molto analizzate. Sì, la donna non è una donna frustrata in Origami, non si parla di, non è un romanzo vicino al drammatico, ecco, ci sono diversi romanzi che sono anche dal punto di vista storico, che hanno caratterizzato una narrativa drammatica in un certo modo, tendente al tragico. No, in questo senso non è un romanzo verista, non è un romanzo che racconta dei frangenti drammatici, dei frangenti sofferti, ci sono delle realtà che sono in un certo modo le realtà che feriscono l'umanità, però non vengono mai viste dal punto di vista del distacco del drammatico. La mia visione è sempre quella della speranza, in un certo modo della verità della storia, che come ha detto Cinzia non è un dissidio tra il presente e il futuro, ma è bensì quello che si vive nell'analisi della vita, nelle sensazioni, nelle emozioni. Questo è stato il romanzo, alla fine è un romanzo vicino alla gente, è un romanzo vicino alle vite, non è un romanzo distante, non è un romanzo drammatico, è un romanzo che non definirei realistico, un romanzo utopico che comunque parla delle psicologie degli universi interiori dell'uomo, quindi la sensazione, l'emozione sono dei protagonisti e sono molto analizzati, è un romanzo vicino alle persone. Se avete qualche altra domanda? Posso farne una io? Sì. La città in cui si svolge la vicenda si chiama Itaca, è scritto Itacque, è anche poi una parola latina, è la parola francese per dire Itaca e così via. Quando Cinzia parla delle due vie, sia di Thomas More, sia di Stato del Sole, sia di Gibraltar, si parla sempre anche di caso di isole. Il vuol dire Thomas More si congiunge un'isola, anche quello è Tommaso Campanella, anche l'isola di Peter Pan e così via. Questa città non sta in un'isola, però non è un caso che tu l'abbia chiamata Itaca. C'è un riferimento preciso? Secondo, parlando molto subito, perché si chiama Olga la protagonista? Allora, no, le sue domande e quelle di Cinzia sono molto puntuali, quindi non so se sono all'altezza spesso di rispondere, però provo. Allora, sì, il riferimento al nome della città che si chiama Itac è un riferimento traslato, un riferimento letterario, anche perché Nabokov insegnava proprio nell'università di Itaca, quindi in un certo modo c'è anche il riferimento biografico, personale che ho voluto fare all'autore
che studio. In un certo qual modo Itac è un universo dove la politica per cui hanno lottato varie persone, vari pensatori, è una politica possibile, ed è un universo in cui la cultura e l'informazione hanno un ruolo fondamentale, quello che oggi non avviene, perché oggi l'informazione molto spesso è manipolata, la cultura lo stiamo vedendo addirittura con la guerra, come l'informazione può essere manipolata, quindi in un certo qual modo tutto ruota intorno a come la società investe nella cultura e proprio nel giornalismo, anche se in un certo qual modo è contraddittorio, perché alla fine i giornali di cui si parla sono il giornale del protagonista e della protagonista, quindi tutti gli altri sembrano non esistere, perché è come se avessero un'egemonia, una dominanza. Quindi il punto è proprio questo, che nessuna città è un'isola, nel senso che con la cultura tutte le città sono vicine alle altre, quindi in un certo qual modo c'è anche il senso di quello che vediamo dei primi anni del 2000, del fatto che le nazioni sono unite, quindi tutte devono mirare allo stesso obiettivo, non ci deve essere separazione. Questo è anche il tema della guerra, il tema attuale della guerra, quindi la cultura, nessun paese come Itac è un paese separato, quindi Itac potrebbe essere anche una nazione, e questo è il messaggio che intendiamo dare tutti, quello di unità, quello di unione, non quello di una separazione, perché anche se esiste una separazione culturale, appunto è l'intelletto, la cultura, la formazione che viene anche dai libri, proprio dal sistema educativo, a impegnare le menti, a impegnare le popolazioni in questa nuova visione delle cose, dove non ci sono frontiere. Anche con l'euro noi abbiamo all'epoca già battuto una frontiera, non ci devono essere più queste frontiere, le culture dovrebbero, come all'inizio delle culture dell'antica Grecia che si scontravano con queste altre, le culture dovrebbero proporre dei ponti democratici continui, e questo è alla base proprio della civiltà, perché oggi vediamo una brutalità che è al di fuori di ogni civiltà possibile, purtroppo ancora ad oggi. Poi tu hai scelto il tagliere di sei, hai scelto il meno medico, sei nemmeno saxo di cifra veramente Omero, e hai scelto il protagonista della parola, quindi certo lui è faticato tanto per conoscere, però i dati di Olga e di marito è meno tormento sfortunatamente. Sì, una volta mi è capitato di parlare del riferimento tra Ulisse e Gustavo, perché si parlava appunto dei libri di Carofiglio, che ha esaminato la figura anche di Penelope, e mi è capitato che un'amica che si interessa anche di Ulisse mi abbia chiesto di questo riferimento. Il riferimento è calzante, perché appunto Itac è appunto riferito a lui, e il fatto è questo: l'uomo si muove verso la conoscenza, ma com'è l'uomo contemporaneo, com'è il borghese contemporaneo, per essere veramente un uomo che si intende non fallito, riuscito. Ecco perché Joyce e tanti altri proponevano una visione dell'intellettuale fallito, in un certo qual modo, dell'intellettuale troppo preso dalla soluzione mentale per perdere poi la praticità che serve all'uomo contemporaneo. L'uomo che ho investigato nel romanzo, in Origami, è un uomo di certo borghese, non si parla di uomini poveri o di uomini che passano da una dimensione di povertà verso una insomma, che migliora il loro status sociale. Non sono uomini alla ricerca di una condizione migliore, nemmeno Olga è alla ricerca di una condizione migliore, perché lei parte già ricca in un certo qual modo, quindi non sono personaggi che vengono investiti da una rivoluzione sociale, quindi non sono personaggi che sono emblemi di una scalata. No, bensì Gustavo è l'emblema di un uomo che si dona totalmente alla vita pubblica, senza in un certo modo dare peso a quella che era la vita privata della moglie, quindi il dramma collettivo che veniva a diventare più importante del dramma privato, perché lui amava talmente la moglie che il dramma privato era contemplato nella natura della moglie. Quindi in un certo qual modo Gustavo amava talmente la società e il vivere sociale da specchiarlo nella moglie, non rendendosi conto che poi la moglie aveva una vera psicologia. In effetti l'eroe
inteso come l'eroe Gustavo, che è un eroe moderno, è appunto un eroe che ha a che fare con la verità, quindi gestisce la verità. Non so se potrebbe verificarsi una persona reale, ma io per fino ad ora non l'ho visto, quindi una persona che muove cultura, giornalismo e informazione verso la verità, anche questo timbro della verità. E che tiene tanto alla verità quanto alla moglie, quindi in un certo modo lui potrebbe essere l'esempio di quello che potrebbe accadere in futuro in una società dove le nazioni parlano spesso tra di loro, quindi non ci sono più frontiere, si va sempre verso un dialogo maggiore tra le nazioni. Il dialogo maggiore tra le nazioni si può avere solamente con il plurilinguismo, perché il problema della lingua si pone nel momento in cui si scontrano con altre nazioni, quindi il plurilinguismo e l'informazione, perché solo con l'informazione si possono vincere, insomma, quelle che sono le barriere proprio sia fisiche che mentali che culturali tra le nazioni. In questo senso Gustavo è veramente un eroe. È veramente un eroe perché lui è un uomo buono, molto capace, generoso e quindi lui si dona, viene spesso detto che lui si dona anche per la sua casa editrice, per i ragazzi giovani. Stiamo dicendo troppo, ma in ogni caso sì, probabilmente è un nuovo Ulisse Gustavo, in un certo senso è un nuovo Ulisse. Ce ne sono sirene, sì. Sì, ci sono delle sirene all'interno del romanzo, ma non sono intese come le sirene che vogliono in un certo qual modo sedurre, sì, per avere qualcosa, quindi sedurre in modo pervasivo, in modo perverso. Ci sono delle sirene che comunque sì, ci sono delle sirene che comunque se gridano per farcela, non per danneggiare, quindi in un certo qual modo anche la donna non è vista come potrebbe capitare in alcuni romanzi dissacranti, non è vista per la sua natura dissacrante, non ci sono donne che comunque non hanno in un certo qual modo una morale positiva, se si può chiamare morale, un andamento positivo della loro vita in società. Non ci sono donne che vogliono danneggiarsi le une con le altre, non è un romanzo che vede gli aspetti più critici della drammaticità, ma vede quello che è la voglia, lo slancio e il desiderio della donna di affermarsi nella società e di potercela fare a tutti i costi. Ecco, per questo dicevo della donna in questo senso nel momento in cui la donna in origami, perché poi in altri romanzi che sto scrivendo io caratterizzerò la donna in modo diverso, la donna in origami è una donna che tende a farcela, che non si scoraggia e che non trova alternative disastrose al fatto di non potercela fare. Ecco, il problema dell'alternativa si pone perché il limite esiste, quindi non tutte realizzano quello che vogliono essere, però in Origami anche il problema del limite è investito in questa biblioteca dove avviene tutto tramite magia. Io parlo spesso del realismo magico perché la biblioteca di Ithac è un luogo dove avvengono delle magie, quindi tutti i problemi che vengono portati all'interno di questa biblioteca è come se sì, ci fosse una trasformazione, come un teatro, quindi la biblioteca funge anche da luogo teatrale. E se ne esce comunque in un certo modo anche nel dramma, perché ci sono dei drammi forti, se ne esce in una certa dimensione. Stai raccontando troppo. Lascia prendere l'altra parte, l'autore la sua creatura è quella. Bene. Scoprite voi la magia, ciò non ci sono storie, vero? Non è magia nera, sono magie buone. Dovete sapere che Sabatini, nella sua infinita modestia, non ha raccontato un'esperienza molto gratificante che è successa recentemente, e cioè la sua presentazione al premio Stivali. Sabatini è stata presentata dal critico Renato Besana all'interno del gruppo dei lettori della Dominico, mi sembra che siano che sono 100 opere dove uno scrittore ne presenta un altro, non so, Dacia Naraini presenta Caro Figlio, Giovanni Veronesi presenta, non so,
Mario Rossi e così via. E da questi 100 romanzi viene poi tirato fuori la dozzina, mi pare, e poi un altro. Ci vuoi raccontare qualcosa di questa esperienza? Abbiamo visto delle vicine. Sì, allora in effetti io oggi ho anche letto il messaggio di Renato Pesana che mi ha mandato gli auguri. E il premio Strega ora penso si stanno succedendo delle varie dinamiche che ho seguito in parte sulla Russia in ogni caso io ho iniziato a interessarmi al premio Strega studiando il libro La polveriera di Stefano Petrocchi, perché io non avevo agganci, non conoscevo nessuno, quindi è accaduto tutto tramite questa storia letteraria. Io studiando il libro di Stefano Petrocchi ho capito come funzionava il premio Strega. Quindi il premio Strega funziona perlomeno da pochi anni che una persona deve candidarti, cioè ti candida, ti presenta appunto alla sponsor, diciamo. è una persona che ti presenta, non so bene come definire in modo alternativo, però presenta, la parola giusta è presenta il romanzo a questa ampia giuria che si chiamano gli Amici della Domenica. Sì, quindi è stata una bella occasione perché io ero in macchina con un altro amico, perché la nostra comitiva è grande, ero in macchina con un amico che stava appunto andando a un santuario a Nola, che è un santuario a cui io tengo molto, e mi ha chiamato Renato Pesana e il mio amico ovviamente si è fermato sulla strada dove appunto c'erano delle strisce che non erano quelle per cui si parcheggia, quindi io già mi stavo arrabbiando perché non avevo la guida sportiva. In ogni caso Renato Pesana mi aveva appunto chiamato per dire che aveva presentato il romanzo, e quindi per me è stato molto emozionante perché mi ha dato comunque fiducia e ha creduto in me, e quindi è stata veramente una bella occasione di crescita come quella di stasera. Grazie. Alla prossima premio Strega. Vedremo, perché io sto scrivendo un nuovo romanzo che è ambientato tra l'altro a Roma, molto ambientato a Roma, quasi tutto ambientato a Roma, quindi non dirò oltre anche di questo nuovo romanzo, quindi vedremo come andrà in futuro. Se non avete altre domande io chiuderei, anche per non togliere il fascino di quello che è accaduto. Grazie a tutti.